La corruzione è un tema centrale per qualsiasi democrazia e per tutti i governi democratici e non può essere diversamente in Italia come altrove. È quanto si è discusso a Conegliano in occasione della presentazione del libro di Maurizio Bortoletti, Corruzione, le verità nascoste tra rischio oggettivo e percezione soggettiva. L'iniziativa, organizzata dal presidente dell'Associazione Prospettive, Francesco Di Leo, si è tenuta venerdì 25 marzo alle ore 18 al ridotto del Teatro Accademia di Piazza Cima Conegliano. L'autore del libro, colonnello di Carabinieri, docente universitario alla Facoltà di Giurisprudenza di Roma, è attualmente consulente del ministro Renato Brunetta. Nel suo volume presenta un'immagine trasparente della situazione italiana, un'esigenza avvertita dagli stessi addetti ai lavori, dai vertici delle stesse forze e di polizia, che hanno recentemente sottolineato l'esigenza della duplice necessità di neutralizzare adeguatamente le condotte illecite e di garantire una forte trasparenza sul fenomeno, anche per evitare che un'amplificazione di dati inesatti possa incidere sull'immagine del Paese e conseguentemente sul suo rating in sede internazionale. Presente anche il sindaco della città di Conegliano, che ci ha rilasciato un suo commento. Questo è un momento importante di riflessione. Viene presentato il libro di Maurizio Bortoletti che parla della corruzione. Penso che il nostro Paese debba interrogarsi su questo tema, soprattutto perché ha bisogno di una pubblica amministrazione al passo con i tempi, ma soprattutto che ha bisogno di credibilità di fronte alla popolazione, e proprio oggi in cui tante volte vediamo proprio in occasione delle tornate elettorali la bassa partecipazione al voto, quanto sia necessaria una fiducia da parte della popolazione nelle istituzioni e nella pubblica amministrazione in generale. Questa è una sfida dei nostri tempi, una sfida che dobbiamo cogliere.